Allora, grazie Lidia Mancini. Professor Crisanti, ritorno da lei perché abbiamo capito che l'Italia, come gli altri paesi, dispone di tutta una serie di possibilità di vaccini. I vaccini saranno più di uno. Sono tutti fungibili, cioè vanno bene per ciascuno per qualunque fascia di età o ciascuno ha delle caratteristiche specifiche che si ritaglia su dei profili clinici specifici e determinati? Guardi, sono vaccini che differiscono l'uno dall'altro in modo particolare per la composizione e la tecnologia. Questi vaccini Pfizer e Moderna sono vaccini a RNA, il vaccino ad AstraZeneca è un vaccino a vettore virale, mentre il vaccino della Johnson Johnson è un vaccino più tradizionale basato su proteine virali, tipo che ne so, la vaccinazione tetanica o antidifterica, insomma, tanto per fare un esempio su cui abbiamo un po' più di familiarità. Diciamo, il fatto di aver investito su più vaccini penso sia stata una strategia giusta, perché all'inizio non si sapeva chiaramente quale avrebbe avuto successo e quale sarebbe arrivato prima, quindi in qualche modo è una strategia che aveva l'obiettivo di mitigare il rischio e quindi secondo me è una strategia corretta. E chiaramente chiamiamo così, il prezzo da pagare per questa strategia che mitigava il rischio è che non tutti i vaccini arrivano a traguardo, cioè all'autorizzazione in maniera contemporanea. Mi aiuti a capire una cosa, professore. Lei personalmente, se potesse scegliere, ha un vaccino privilegiato o a quel punto uno vale l'altro ed è giusto che ciascuno riceva quello che il sistema sanitario nazionale, poi regionale, gli proporrà? Guardi, indipendentemente dalla tecnologia, penso che un vaccino vale l'altro in base alla protezione che danno, quindi in questo momento penso che dobbiamo prendere il vaccino che via via si renderà disponibile. Non ci sono né elementi né giustificazioni per scegliere l'uno o l'altro. Si parla di patente di immunità. Una volta che uno viene vaccinato e ha vista certificata la propria protezione rispetto al virus, è giusto che possa fare più cose rispetto a chi ancora il vaccino non l'ha ricevuto, insomma, essere più libero. Ma guardi, in genere una patente, diciamo, è un elemento che in qualche modo distingue in maniera drammatica una persona da un'altra, no? Viceversa la protezione è un fattore relativo, non è mai assoluta e in più non sappiamo se questi vaccini di fatto proteggono sicuramente dalla malattia, ma non necessariamente possono proteggere dalla infezione. È stato già discusso anche dal capo di Moderna che questi vaccini di fatto possono rendere le persone protette ma portatori. Quindi io non credo che una persona vaccinata debba smettere di indossare la mascherina o di utilizzare determinate precauzioni. E quindi qui a questo punto entriamo in una zona grigia. Certo, cioè... quindi professore vuole dirci che anche se saremo vaccinati non solo dovremo continuare a rispettare tutte le norme che rispettiamo da 10 mesi a questa parte, ma che fino al 10 di settembre, diceva la nostra Lidia Mancini, la vita sarà come quella di questo terribile 2020. Purtroppo sì, nel senso una persona vaccinata deve continuare a osservare tutte le norme di distanziamento, di attenzione come se non fosse vaccinata, non tanto per se stesso ma per gli altri, perché potenzialmente potrebbe infettarsi e non accorgersene ed essere un portatore asintomatico. Allora, tenga presente, prego, scusi. Per esempio a proposito della data del 10 settembre del 70-73% di vaccinati, bisogna tenere sempre presente anche l'impatto di questa cosiddetta variante inglese, perché se è vero che la variante inglese ha un R0 più elevato, cambia la soglia di persone che bisogna immunizzare per raggiungere l'immunità di gregge. Significa che se per esempio la variante inglese ha un R0 di 4, automaticamente sale la soglia. Significa che invece del 73-74% probabilmente stiamo parlando dell'80-85%. Quindi questo è interessante perché la variante inglese non è tanto un problema sull'efficacia dei vaccini, ci sta dicendo, ma sul fatto che richiede un allargamento della platea delle persone da vaccinare perché la campagna sia efficace.
Esatto, guardi, per esempio nel caso del morbillo, che ha un R0 che varia da 14 a 18 a secondo determinate situazioni, il livello di copertura in cui si raggiunge l'immunità di gregge è tra il 95 e il 98% della popolazione. Quindi diciamo il valore dell'R0 ha un impatto importantissimo sulla Certo. soglia dell'immunità di gregge. Allora, è molto interessante, vedo che la nostra Leila si è